L'Amleto è un'opera, come dire, è una dannazione irrinunciabile per un teatrante, perché mette in atto tutti i temi che sono propri alla creazione scenica, le apparizioni, l'incarnazione di un passato, sono proprio le cose che fa il teatro. Ho frequentato il testo diverse volte, non ho mai avuto il coraggio di metterlo in scena perché pensavo di non avere ancora una voce mia per farlo, e poi adesso insomma ho sentito che il tempo era un po' più maturo e penso di aver trovato una voce che è una voce collettiva, non è solo mia, è una voce che risuona appunto nelle parole degli MC, dei rapper, così si chiamano, Master of Ceremony. Potere, ranare, vize, schwiz, o lusse, gustruz. Quando penso a uno spettacolo c'è un'immagine all'inizio, c'è una visione, a volte può essere anche un gioco di parole, come in questo caso, il gioco con la parola che dà il titolo al lavoro, che in napoletano significa due cose: malessere è sia la persona cattiva sia il malessere. Quando ho pensato all'Amleto erano proprio i giorni di fuoco delle cosiddette paranze delle creature, delle paranze dei bambini. Questi ragazzi giovanissimi, da tutti additati come i cattivi, no? Come i malesseri, i malomni. Il termine paranza appunto è un termine anche che usano i rapper, cioè le crew rapper si definiscono paranze. Così la visione ha cominciato a prendere corpo e ho pensato appunto di dar voce al malessere, che non è solo un malessere cittadino ma un malessere generazionale, con chi associandosi in una paranza positiva e non negativa, questo malessere sa dargli corpo e voce con forza. E quindi ho pensato di comporre il gruppo unendo gli specialisti della scena, gli attori, con gli specialisti di questa comunicazione diretta, estemporanea, che è il rap, che è anche molto simile a quello che erano i bardi inglesi del tempo di Shakespeare, che erano dei poeti improvvisatori, poeti erranti. Ed ecco che il gioco semantico ha prodotto il segno scenico su cui adesso stiamo lavorando. C'è una ondata nuovissima di rapper, di compositori, diversi dei quali sono in compagnia con noi. Il lavoro è stato proprio commissionare a 6 identità diverse, i Fossera, Joel, Operrot, Capatosta, Shawan, i 5 atti dell'Amleto. E quello che mi ha colpito è una grande capacità di traduzione, di riscrittura, ma con una ricerca notevole, linguistica. Volevamo con Tiziano Fario, che è poi l'autore dello spazio scenico, conservare questo sapore, che avesse però i contenuti del linguaggio, e quindi uno spaccato di periferia, uno spaccato che può essere uguale in qualsiasi periferia del mondo. 2 elementi semplici, uno sterrato e un grande totem pubblicitario. Vive,